Cari amici, bentrovati a tutti. Io innanzitutto volevo ringraziare l'amico, nonché il poeta Ninni Magri per questo volume che ieri mi è arrivato e che leggerò davvero con molta attenzione. Da quello che ho capito è un'opera omnia, nel senso che in questo volume abbastanza corposo Ninni ha pubblicato un po' tutta la sua produzione letteraria. Io sono felice di averlo ricevuto e ripeto, lo leggerò molto volentieri, perché Ninni Magri, oltre a essere un grande poeta, è un grande studioso, un grande conoscitore della lingua siciliana e anche un grande amico. Abbiamo condiviso con lui tantissimi momenti legati alla cultura, ma soprattutto legati alla poesia. Grazie Ninni. A proposito di questo volume, Rimembranze di Antonino Magri, ecco, che avevo cominciato a leggere ieri sera, tra le prime poesie una mi ha colpito in modo particolare, è dal titolo L'Onnu lasciata, che vi voglio leggere. Appena chiudo l'occhio mi ritrovo tra filarati d'arvoli cresciuti. Mi guardo attorno e scopro che mi muovo da luoghi, capi mia, su sconosciuti. Confuse e strane sensazioni provo, mentre sento i sensi miei sperduti in mezzo a sto mondo, misterioso e nuovo, onde le cose stanno fermi e mute. E camminando vaio, l'onno lasciata che mi compari, e l'anima mi invita allo silenzio, che lo cuore infata. Ma a un tratto sento l'ossa come crita, perché una sensazione smascherata mi svela che sta stata è la mia vita. Vedete, carissimi amici, quanta bellezza, ecco, quanta bellezza può esprimere la poesia in lingua siciliana. Ecco, la poesia in metrica, molto spesso bistrattata, giudicata male, ecco, dagli addetti ai lavori. Ma vedete, quanta bellezza in questo sonetto, è un sonetto in metrica, è un endecasillabo, ha la rima, ma non per questo il poeta sembra essere, come dire, ingabbiato, perché le capacità poetiche di Antonio Magri vanno oltre, ecco, poi questi giudizi banali. Ecco, e poi un'altra cosa importante, è in lingua siciliana. Io non ho avuto nessuna difficoltà a leggere questa poesia da trapanese. Sapete perché? Perché è una poesia scritta in lingua siciliana. Essendo Antonino Magri un conoscitore, un esperto di lingua siciliana, sa benissimo che questo stile è uno stile universale, uno stile che tutti possono leggere, anche quelli che non sono avvezzi al siciliano. Ecco, questo è importante da dire. Ecco, se io pubblicassi oggi questa poesia, questo poeta, secondo voi, con questo tipo di dialetto, ecco, che scrive, con questo modello di lingua, di che zona della Sicilia è? Nessuno mi saprebbe rispondere, perché non si capisce che Ninni Magri con questa poesia denuncia di essere catanese. Io da trapanese l'ho letta con una facilità enorme. Ecco cos'è la lingua siciliana. Ma non per questo chi scrive nel proprio dialetto, nella propria parlata, fa un reato. Ecco, ci mancherebbe altro. I dialetti, le parlate locali sono una ricchezza, arricchiscono, anzi, forse sono la vera ricchezza. In fondo la lingua è solamente un codice espurgato da tutti questi dialetti, come diceva nella metà del 1850 Innocenzo Fulci. Ecco, carissimi amici, con questa poesia di Antonino Magri io vi auguro buona giornata e ringrazio ancora una volta Antonino Magri per questo suo nuovo volume, Rimembranze, che ripeto, leggerò volentieri e magari appena lo finirò di leggerlo interamente, gli dedicherò una puntata di Siciliano Doc. Ciao a tutti!